Allora, buonasera, bentrovati a tutti. Wow, ultimo evento anche di questo festival, grazie di essere qui, grazie a quelli di voi, credo siano non pochi, che hanno seguito diversi dei nostri eventi. E, eccola. Adesso in questo ultimo momento dell'ultima giornata, io direi proviamo a tracciare un po' di nuovo il quadro generale per tirare le fila. Partiamo proprio dalle basi. Noi esseri umani siamo una specie vivente e tutte le specie viventi hanno il loro ambiente. Ok, qual è l'ambiente di noi esseri umani? Che caratteristiche deve avere? E poi tutte le specie viventi non si limitano ad abitare uno spazio, modificano l'ambiente in cui abitano. Il caso tipico sono i castori, no? I castori con i loro dentoni fanno a pezzi gli alberi, costruiscono delle dighe, le dighe deviano i corsi d'acqua e tutto appunto l'ambiente si modifica. È un caso eclatante, però diciamo in piccolo o più in piccolo lo fanno proprio tutte le specie. Un albero perde le foglie concimano il terreno, in questo modo si consente la crescita di altri vegetali, i vegetali nutrono gli erbivori disseminano i semi, magari restano impigliati nella pelliccia oppure vengono ingeriti e così maturano e sono pronti a germogliare, e poi ovviamente fanno da base all'alimentazione dei carnivori e così via. Allora noi umani evidentemente non facciamo eccezione, anche noi modifichiamo il nostro ambiente. E come, no? Lo modifichiamo bene, lo modifichiamo male. Qual è il problema? Magari il problema è anche un po' la velocità con la quale lo modifichiamo. Allora, di tutto questo parliamo con Telmo Piovani, che conoscete bene, evoluzionista, filosofo della scienza, docente di filosofia delle scienze biologiche all'Università di Padova, visiting scientist presso l'American Museum of Natural History di New York. Tra i libri più recenti, dei tantissimi, Tutti i mondi possibili, Raffaello Cortina editore, e La natura è più grande di noi, di Solferino. Poi Luca Taddio, che gioca in casa perché è docente di estetica all'Università di Udine, tra le ultime pubblicazioni Merleau-Ponty, Feltrinelli, ed è responsabile del Festival Mimesis. E poi abbiamo in collegamento Elena Granata. Buongiorno a tutti, ciao Barbara. Ciao, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, tra gli ultimi libri Il senso delle donne per la città, Curiosità, ingegno, apertura, e Placemaker, gli inventori dei luoghi che abiteremo, entrambi e inaudi. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Noi esseri umani, qual è il nostro ambiente? Beh, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di questo invito. Dipende da quanto lontano vogliamo partire. Con gli evoluzionisti è sempre una domanda molto rischiosa. Però, hai 3 minuti. Ho 3 minuti, infatti, quindi ricostruisco tutta l'evoluzione umana. No, in realtà la specie umana non ha un ambiente predefinito. Questo forse è una cosa un po' sorprendente, perché molto spesso abbiamo sentito dire che la specie umana, le specie umane al plurale, ormai bisogna usare il plurale, si sono evolute in questa sorta di ambiente di adattamento ancestrale, come forse ne avete sentito parlare varie volte, la mitica savana africana. In realtà, se andiamo a guardare le cose, per come la sappiamo oggi, le specie umane si sono adattate ad ambienti molto diversificati, quindi noi dobbiamo la nostra nascita a cambiamenti ambientali, quindi se c'è qualcosa a cui ci siamo molto ben adattati non è tanto un ambiente prestabilito, ma un'instabilità ecologica, a un ambiente che cambiava continuamente. Siamo rimasti bloccati nella parte est e sud dell'Africa, che ha smesso di essere così umida come la parte occidentale, dove sono rimasti i nostri cugini scimpanzé e gorilla, e lì abbiamo vissuto successive fasi di cambiamento, prima zone di prateria più aperta, poi zone di prateria più ampia, con macchie di foresta, poi finalmente la savana più secca, e poi però, e questo è il punto fondamentale, quando questo ambiente si è stabilizzato intorno a 3 milioni di anni fa, è successo qualcosa, è cambiato il clima ha cominciato a oscillare tra fasi fredde e fasi calde, è iniziato il Pleistocene e di nuovo è cominciata una fase di cambiamento, tant'è che da lì in poi noi abbiamo cominciato a migrare, cioè a uscire fuori dall'Africa, e il migrare è solitamente nell'evoluzione un adattamento al mondo che cambia, perché tu senza accorgertene insegui
risorse che si spostano, le fasce di vegetazione che cambiano e quindi di generazione in generazione ti muovi, sposti i tuoi insediamenti, con il risultato che in poche centinaia di migliaia di anni dall'Africa siamo arrivati fino in Europa da una parte, Cina dall'altra, in India, in Estremo Oriente, e da lì in poi la risposta alla tua domanda è impossibile, perché da lì in poi diventiamo una specie di mammifero, di primate, capace di vivere in Sudafrica, nei deserto vicino al Sahara, in Medio Oriente, nelle zone fredde della Cina settentrionale, in Europa, nelle zone più umide europee, nelle fasi glaciali, nelle zone caldissime, ai tropici, all'equatore, a Sumatra, Giava. Quindi, come vedi, la risposta è che non abbiamo mai avuto un ambiente di elezione, e forse proprio questo è uno dei segreti, secondo me, sia della nostra grande adattabilità e plasticità, ma anche della nostra grande invasività e del fatto che dove arriviamo noi, facevo l'esempio del castoro, noi cambiamo il mondo, lì sta il nostro Giano bifronte, no? La nostra arma ambivalente, buona e cattiva allo stesso tempo. Cambiamo il mondo e, come abbiamo sentito in questi giorni, a un certo punto i nostri insediamenti non sono più poi tanto spostati spesso, cominciamo a costruire e facciamo un po' come le termiti. Oggi metà della popolazione mondiale, il 55%, abita in città, in centri urbani, diciamo. Tra 25 anni sarà il 70%, appunto come le termiti ci costruiamo questa specie di nido articolato che sono le città. Quindi adesso le città sono anche il nostro ambiente, e per molti di noi sono l'ambiente, o la maggioranza di noi. Sì, questo è proprio quello che noi chiamiamo costruzione di nicchia, no? Un termine tecnico, ma vuol dire proprio questo, cioè noi siamo una specie, lo dicevi anche tu prima, il castoro è un ingegnere ecosistemico, no? Quindi è un tecnologo, costruisce delle dighe che tra l'altro sono di una complessità che non dovete sottovalutare, perché richiedono la conoscenza implicita, diciamo, di molte leggi della fisica e dell'idrodinamica, peraltro, e così facendo cambia il mondo, perché modifica gli habitat, li diversifica e aumenta tra l'altro la biodiversità. Quindi è un esempio di come, cambiando il mondo, puoi favorire sia le tue chance di sopravvivenza, ma anche creare habitat per altre specie. Dove ci sono i castori, è uscito un lavoro molto bello 2 anni fa in Germania, dove ci sono i castori la biodiversità è più alta del 40% rispetto ai fiumi dove non ci sono. Quindi vuol dire che sono degli ingegneri ecosistemici buoni. E questo è un bel messaggio, cioè vuol dire non è che l'unico modo che abbiamo per favorire la natura è passivamente adattarci ad essa e non cambiarla. No, la si può cambiare, anzi certe volte la si deve cambiare, la si deve sfidare, ma ovviamente in senso buono, con degli effetti positivi. Noi siamo dei costruttori di nicchia, invece, lo dicevi tu all'inizio, che da tanto tempo, non soltanto da poco tempo, dove arrivano, cambiano il mondo, plasmano i paesaggi e riducono la biodiversità tantissimo. Tant'è che quando poi Homo sapiens diventa il grande costruttore di mondi, inizia ancora prima di costruire le città, porta all'estinzione tutte le altre specie umane, riduce la biodiversità, e dopo molto tempo la città, soltanto dal Neolitico in poi, diventa un ambiente dove tanti estranei si mettono tutti insieme, convivono tutti insieme, con un'altra stranezza dell'evoluzione umana. Tanti spunti che adesso sviluppiamo, però vorrei restare ancora un momento su questa idea del nido delle termiti, che sono quelle enormi costruzioni che certe volte si vedono spesso nei documentari africani, no? Sembrano... Con l'aria condizionata. Con Hanno l'aria inventato condizionata, con le stanze separate per, diciamo, crescere le larve, oppure per stoccare il cibo, oppure per far sì che la regina generi le larve, persino con le coltivazioni di funghi. Ecco, ci piacciono tantissimo i nidi delle termiti perché sono organizzati, e in fondo noi umani da sempre sogniamo di vivere in delle città che funzionano perfettamente. Se avete fatto un giro a San Francesco avete visto la ricostruzione tridimensionale della città ideale. Ma poi questo sogno della città ideale va avanti, nel Novecento cerca un po' di realizzarsi, penso a Heliopolis, che è stata poi inglobata nel Grande Cairo, oppure le città sociali del Novecento, in cui c'erano gli appartamenti per gli operai, gli appartamenti per i quadri, la scuola, l'asilo, la mensa, il pronto soccorso, tutto doveva essere perfettamente organizzato. Si prova, un po' funzionano, ma poi di fatto le città dove abitiamo veramente sono dei luoghi caotici, dei luoghi stratificati, dei luoghi dove le cose si riutilizzano. E come la mettiamo, Elena Granata, con questa contraddizione?
Ma allora la contraddizione è dentro la città perché è dentro l'umano e quindi non potremmo mai raggiungere un punto di equilibrio. Però dobbiamo dire che negli ultimi 100 anni la seduzione dell'ideologia della velocità, dello sviluppo, della crescita è entrata nella forma urbana, cioè la forma urbana ha fatto suo il mito della crescita illimitata ed è soltanto da 100 anni che noi abbiamo le megalopoli, che abbiamo le città fuori dalla misura, che abbiamo pensato di poter costruire delle città a misura di meccanica, di macchina. Pensate cos'è stato il sogno di Le Corbusier, di una città in forma di macchina, perfettamente funzionante, dove l'uomo è un ingranaggio perfetto di qualcosa che deve funzionare. Ma l'uomo non è solo funzione, l'uomo è desiderio, è rapporto con la natura, è tempo libero, è vivacità, è intelligenza e immaginazione. Ma anche la Smart City più recentemente, cioè l'idea di una città controllata dal digitale e dalla intelligenza artificiale, oggi potremmo dire, è sempre, come dire, dentro questo paradigma del funzionamento. La città è qualcosa da cui dobbiamo estrarre, che deve produrre, che deve crescere in modo illimitato. Beh, in questo siamo profondamente diversi che la natura, perché la natura ha sempre un punto di equilibrio, non traborda nella maniera in cui invece fanno gli umani. E allora oggi tante delle disfunzioni dipendono dal fatto che dalle città è stata buttata fuori la natura, sono stati tombati i fiumi, già da circa un secolo in tutte le città italiane i fiumi sono stati rimossi come qualcosa di sporco, di inquinante, di nocivo per la salute delle persone e poi oggi vediamo come risorgono, insorgono e tracimano e con la crisi climatica tornano a dire la loro, però la natura è stata buttata fuori dalla città perché c'era in mente questa ideologia molto forte della velocità, dromocrazia, la chiama Virilio, cioè il controllo attraverso la velocità e il funzionamento delle vite delle persone e il controllo della natura. Però, appunto, noi umani siamo tante cose, siamo sentimenti, siamo emozioni, siamo capacità di assegnare dei valori simbolici alle cose viventi, alle cose non viventi. Pensate tutte le religioni animiste, no? Che danno un significato a degli oggetti della natura, ma diamo significato anche agli oggetti urbani, quelli che abbiamo creato noi. Luca. Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie per essere qui. Un filosofo francese, Merleau-Ponty, nel suo ultimo saggio afferma: la scienza manipola le cose ma rinuncia ad abitare. Allora, che cosa significa abitare? Noi abitiamo il mondo, ma che cosa significa mondo per noi? Ecco, il mondo è il correlato di ogni nostra possibile percezione, l'orizzonte di ogni nostra possibile esperienza di senso. Quindi ogni forma di vita possiede un mondo, una sua nicchia ecologica. Questa lezione ce l'ha insegnata un grande psicologo del Novecento, Gibson, che distingue la realtà fisica, di cui parla Merleau-Ponty, dalla nostra invece esperienza di senso del mondo, dal nostro orizzonte di senso. E quindi per noi, basta vedere il comportamento, come lo chiama Lacan, di un piccolo duomo, cioè un bambino, è fin da subito orientato al senso. Quindi per noi il mondo ha senso e all'interno delle forme della natura troviamo anche i nostri artefatti, ciò che noi produciamo, ciò che noi creiamo. E naturalmente attribuiamo senso anche a queste forme. E allora, visto che prima come esempio è stata scomodata la città, che cosa significa guardare alle città, alle architetture del passato? Significa comprendere come un popolo, in un determinato momento della storia, ha dato forma ai problemi del proprio tempo. Facciamo un esempio per capirci: per noi può sembrare assolutamente normale e logico il fatto che a Venezia è stato incaricato a suo tempo un architetto come Calatrava per realizzare una res, una cosa pubblica, un ponte. Ma in passato
l'architetto veniva chiamato per realizzare chiese e castelli, ovvero i simboli del potere del proprio tempo. Noi oggi viviamo in una democrazia, demos, popolo, e crazia è il potere, e quindi ci appare del tutto naturale e ovvio chiamare un architetto a prendersi cura delle forme del potere legittimo del nostro tempo. Così, concludo, anche le smart city appena evocate sono l'espressione del nostro tempo. Noi viviamo nell'epoca della tecnologia, all'interno della rivoluzione digitale. Però allarghiamo un po' lo sguardo, perché appunto i luoghi che abitiamo sono inseriti all'interno di ecosistemi più ampli e se allarghiamo tanto lo sguardo, l'ecosistema alla fine è il pianeta Terra. Tu dicevi poco fa che abbiamo cominciato a manipolarlo non da subito, non da poco, scusa, bensì da subito. Che cosa intendi per da subito? Ma questo è un dibattito che, diciamo, è infuriato recentemente. Forse avrete seguito tutte le discussioni sulla nascita o meno della parola antropocene, sull'utilizzo di questo termine, poi alla fine è stata bocciata, no? Non è stata introdotta, ma è strano perché comunque compare ormai in tutte le riviste scientifiche, quindi è passata, diciamo, nell'uso, ma non è entrata nella carta geologica ufficiale. L'antropocene, se fosse stato adottato, avrebbe avuto come data di inizio il 1945, una scelta molto discutibile, ma anche che ha un suo senso, perché i geologi volevano un segno netto e inconfondibile per i milioni di anni a venire della presenza umana. E quale, se non il segno terribile delle bombe atomiche e degli elementi radioattivi, no? che si dimezzano con molta lentezza, quindi un geologo tra 10 milioni di anni potrebbe ancora vedere quella firma terribile. In realtà gli evoluzionisti hanno sempre sostenuto l'altra tesi, quella dell'antropocene lungo. Cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente quello che dicevi tu, Barbara, ovvero che Homo sapiens, se andiamo a guardare bene la nostra evoluzione, è sempre stata una specie che ha avuto un impatto forte sull'ambiente. Quando i primi sapiens sono usciti dall'Africa hanno cambiato il paesaggio, no? Hanno portato all'estinzione tante altre forme umane. Quando i primi antenati degli aborigeni australiani o degli amerindi sono arrivati nelle loro terre, hanno portato all'estinzione centinaia di specie di grandi mammiferi, se li sono mangiati tutti perché erano un predatore molto ben organizzato e queste creature non avevano mai incontrato un cacciatore così abile. Questo vuol dire cambiare radicalmente il mondo che tu incontri. Poi tutto accade, diciamo, quello che viviamo noi oggi con il Neolitico, che noi oggi sappiamo non essere stata in realtà una rivoluzione, come ci hanno insegnato a scuola, è stata una transizione molto complessa, che è avvenuta in tante parti del mondo, non soltanto nella mezzaluna fertile, ha riguardato la domesticazione di piante e animali di specie molto diverse, però tutte accomunate da un grande cambiamento che anche Elena Granata ricordava prima, cioè da lì in poi noi impariamo, provate a leggere l'agricoltura e l'allevamento da questo punto di vista, da lì in poi noi prendiamo alcune specie, le inseriamo in un ecosistema antropizzato da noi, cioè creato da noi, e facciamo produrre agli ecosistemi molto più di quello che loro produrrebbero naturalmente. Come ha detto una volta Jared Diamond, l'agricoltura e l'allevamento sono stati la più grande forzatura dell'evoluzione umana. È strano perché noi adesso sembrano tanto naturali, tanto biologici, tanto ovvi il rapporto con la natura. In realtà l'agricoltura è stata una rivoluzione da questo punto di vista. Il mio maestro Niles Eldredge provocatoriamente diceva sempre che è stato uno dei grandi errori dell'umanità, ovviamente in modo provocatorio, perché poi sono aumentate le malattie, è aumentata la sedentarietà, il mondo è cambiato totalmente. Da lì nascono, lo sappiamo, le civiltà, le prime centri proto-urbani, e da lì in poi inizia anche la guerra, come la conosciamo noi oggi, cioè la necessità di difendere un confine, di difendere delle proprietà. La crescita demografica comincia a galoppare e quindi hai bisogno a un certo punto che una parte della tua popolazione si sposti e colonizzi un'altra area. Lì cambia tutto il ritmo dell'evoluzione. Da lì in poi tutta la biosfera diventa una biosfera antropizzata. Però attenzione, ti aggiungo solo questa cosa, è uscito un lavoro molto bello su Science l'anno scorso che faceva vedere questa cosa. L'invenzione dell'agricoltura ha ridotto tantissimo la biodiversità, quasi del 40% in pochi millenni, quindi una botta tremenda. È ovvio, tu prendi poche specie, pensate al riso, il mais, il frumento, la segale, tutte queste specie hanno avuto un grande successo evolutivo, tant'è che dovreste anche vederlo da questo punto di vista darwiniano. È il riso, il mais e il grano che hanno usato noi per diffondersi in tutto il mondo. Potremmo anche vederla da questo punto di vista. Sono stati molto furbi a usare noi, no? Come distributori, come diffusori. Ma guardate, i luoghi in cui ancora adesso
c'è più biodiversità, non sono luoghi vergini, privi di esseri umani, sono luoghi in cui ci sono sempre stati esseri umani, quasi mai agricoltori, a dire la verità, se non un'agricoltura di sussistenza molto limitata, o cacciatori-raccoglitori. Cioè, tornando al castoro di prima, i luoghi dove adesso c'è tanta biodiversità non sono quelli che noi abbiamo sempre lasciato stare, sono quelli in cui le popolazioni umane hanno fatto manutenzione, cioè sono stati lì e li hanno modificati, ma in un modo radicalmente diverso da quello cumulativo e predatorio che invece comincia dal Neolitico in poi. Giusto, in una battuta, questa idea che c'è stata un'epoca in cui eravamo cacciatori-raccoglitori in equilibrio con l'ambiente perché eravamo, tra virgolette, più saggi, non eravamo più saggi, eravamo solo meno potenziale distruttivo. Non è mai esistita un'età dell'Eden, diciamo, primordiale, l'età dell'oro nell'evoluzione non c'è mai stata, anche lì c'è stato un impatto, però cosa succede? Che le tempistiche cambiano, questo è molto importante, no? Un conto è una tempistica di coabitazione millenaria tra popolazioni a bassissima densità demografica e un altro conto è quella velocità tremenda, no? E anche affascinante per certi aspetti, che invece comincia con le città, appunto, e con il Neolitico. Abbiamo molto più capacità di impatto, però abbiamo anche molta più capacità di capire le conseguenze del nostro impatto e di cercare di arginarle se sono negative. E quindi, dal punto di vista dell'urbanista, Elena, cosa vuol dire essere in armonia, parte di un ecosistema, senza pesare troppo su di esso, idealmente fare il castoro, insomma? Ma allora c'è un autore che ci contendiamo tra discipline, che è Patrick Geddes, che è stato di grande ispirazione per gli urbanisti, per i botanici, e che è stato tante cose diverse, era un pedagogista, era uno scenografo, per dire quanto la città debba essere studiata tenendo insieme tante capacità e tante competenze. Patrick Geddes nel 1915 scrive questa pietra miliare per gli urbanisti, è rimasta tale, che è Città in evoluzione, e per la prima volta codifica l'idea che le città cambiano, che si evolvono. Sono gli anni ovviamente dell'evoluzionismo e quindi anche nel mondo urbano entra questa idea dell'organismo vivente, che la città non è soltanto una cosa, ma è un organismo che nasce, che cresce, che può morire. Si introduce l'idea che le città possano morire. Abbiamo visto nel Novecento che è stato così, non solo perché vengono distrutte, ma perché magari hanno dei periodi di abbandono. Allora, questa idea che la città è il luogo della biodiversità, dove entrano in tensione ma anche in cooperazione gli esseri umani, gli animali, gli insetti, la natura, gli edifici con il loro impatto, è entrata sempre in tensione con un'idea invece più semplicista della città, cioè che la città debba essere organizzata, zonizzata per zone specializzate e quindi dove ci sono le fabbriche, dove c'è la natura compartimentata, e quindi diciamo che tutto il nostro secolo, poi gli autori che si sono succeduti hanno sempre messo in dialettica questa idea, ma la città può essere considerata un soggetto vivo. Alcuni libri anche recenti si domandano: la Tour, ma insomma dalla Tour in poi è vivo il fiume, è vivo un bosco, è vivo nel senso apporta alla città un elemento fondamentale per vivere degli umani, oppure lo dobbiamo gestire come qualcosa da organizzare? Ecco, io penso che appunto oggi la crisi climatica dia un'indicazione anche di orientamento culturale. Tutti capiamo che se non ritroviamo quell'equilibrio positivo, fertile tra la natura e l'azione dell'uomo, noi siamo potenzialmente una specie infestante e autodistruttiva. Fra l'altro, diciamo, il concetto di città, per quanto si tenda, si voglia chiuderlo fra mura, ha il difetto fondamentale che i cittadini mangiano. E quindi proprio tu facevi Due nota... volte al giorno quando va bene. Anche spesso e anche tanto, bevono poi. E quindi hanno bisogno di un territorio circostante. È impossibile separarli davvero dal territorio circostante. Ci abbiamo provato a immaginare la città senza il suo contado, senza la sua campagna. Eppure gli storici della città ci dicono che la città è grande dal punto di vista morale, intellettuale, spirituale. Pensate il Rinascimento,
quando entra in equilibrio produttivo fecondo con il suo contado, con la sua campagna. Durante il Rinascimento nasce la mezzadria, che era un sistema agricolo non soltanto efficiente, ma anche giusto, potremmo dire, cioè che consentiva al contadino la sopravvivenza. E quindi Firenze è stata grande dal punto di vista intellettuale, delle arti liberali, della sua creatività immaginativa, perché aveva questa relazione con la campagna, che poi è stata spezzata, si è spezzata perché si è ritenuta che la campagna fosse qualcosa da mettere a reddito, da far funzionare, da far produrre. Oggi capiamo, e anche qui è un passaggio culturale faticoso ma necessario, che le città costituiscono un continuum con il bacino dei fiumi, col sistema idrografico, con la propria campagna, e che appunto la possibilità di produrre cibo anche in autonomia è una risorsa fondamentale per le nostre città. E quindi è un lavoro enorme, perché naturalmente dobbiamo superare quella frattura novecentesca che invece aveva pensato che la natura potesse star fuori. Telmo, mettiamo la lente sulla città, perché in fondo per un tempo lunghissimo, l'abbiamo visto in molti incontri, la città aveva delle caratteristiche abbastanza omogenee, abbastanza sovrapponibili un po' in tutto il pianeta. È vero, c'erano delle grandi megalopoli in epoca imperiale. Roma aveva 1 milione di abitanti, Xi'an in Cina nell'VIII secolo aveva 1 milione di abitanti, Baghdad nel IX secolo aveva 1 milione di abitanti, però si riconosceva sempre un tessuto fatto di mercati, fatto di luoghi di culto, fatto di luoghi di abitazione, di incontro, eccetera. Adesso abbiamo detto tante volte, città è Udine, ma città è anche Tokyo con i suoi 30 milioni di abitanti. Città è Venezia, con tutta la sua preziosissima delicatezza, ma città potrebbe divenire, se mai davvero la costruiranno, la linea in Arabia Saudita, che è un edificio unico lungo 160 chilometri, alto 500 metri, che dovrebbe ospitare 9 milioni di persone. Allora, è vero che siamo una specie adattabile, è vero che siamo flessibili, ma in poche generazioni riusciamo a passare dalla struttura di Firenze alla struttura della linea senza impazzire, fondamentalmente? Bella domanda. Tra l'altro, diciamo, questa cosa dell'adattabilità torna fuori ormai ogni estate, quando ci sono le ondate di calore in città, mi chiedono, ma da evoluzionista noi ci stiamo adattando al calore, come se l'adattamento biologico fosse una cosa dall'oggi al domani. Abbiamo sempre questa visione un po' lamarchiana, no? Io rispondo no, assolutamente no, perché l'adattamento biologico è qualcosa di lentissimo, che richiede passaggi generazionali, mutazioni genetiche. Ci adattiamo inventando il condizionatore. Esatto, quindi per via tecnologica. Quindi dobbiamo trovare altre strade. Una è l'adattabilità, per iniziare a risponderti, perché in effetti gli esseri umani hanno grande adattabilità, che è una cosa diversa dall'adattamento. Vuol dire fare affidamento sulle proprie capacità di plasticità o anche epigenetiche, oggi sappiamo, cioè il fatto che comunque il nostro genoma dialoga con l'ambiente, si lascia modulare dai contesti ambientali in cui viviamo e quindi ci adattiamo nel senso culturale del termine, oppure usando, come dici tu giustamente, le tecnologie che sono parte della nostra nicchia, perché ormai viviamo in una nicchia eco-tecnologica noi, oltre che più che ecologica in senso stretto. Quindi è vero, abbiamo delle grandi risorse di adattabilità, però io starei molto attento, perché l'adattabilità ha dei limiti ben precisi, che sono limiti fisiologici. Faccio solo un esempio, non ci si pensa mai. La cultura, la civiltà urbana, umana, quindi dal Neolitico in poi, ha prosperato fino adesso, mettiamo, per 8 millenni, 9 millenni, non di più. In quei 9 millenni il clima terrestre è stato molto stabile, per nostra fortuna, in un range che va da 13 a 15 gradi di media. Quindi dobbiamo tutto quel grande sviluppo al fatto che siamo sviluppati in un ambiente, in una biosfera piuttosto stabile. Adesso, in 50-70 anni sostanzialmente, abbiamo preso quel range climatico e l'abbiamo spostato di 1,6 gradi sopra. Capite la grandezza di quello che sta accadendo? Cioè per 9 millenni dobbiamo ringraziare quella stabilità tra i 13 e i 15, adesso siamo sopra di 1,6 gradi e non c'è praticamente sostanziale possibilità di stare sotto i 2 gradi di innalzamento nei prossimi anni. Quindi, e così chiudo,
se devo dirlo polemicamente, fare un enorme grattacielo di chilometri e chilometri con dentro milioni di persone è una pura follia, secondo me. Perché? Primo, perché è un gesto di arrogante ingiustizia, perché lì ci si vivrà soltanto con una ipertecnologizzazione estrema, perché sicuramente avrà un impatto ambientale pazzesco. Non credete alle storie che vi dicono che in Arabia Saudita, siccome hanno tante tecnologie, fantastico, un giornalista italiano qualche tempo fa ha fatto un servizio facendo vedere quanto sono bravi i sauditi nel desalinizzare l'acqua, e sono avantissimo, e non ha ricordato che l'abbiamo inventata noi questa tecnologia alla metà degli anni 60, no? Adesso loro sono il mito della desalinizzazione. Quello avrà un impatto ambientale pazzesco. E perché, direbbe un extraterrestre che ci guarda, questi mammiferi di grossa taglia devono rinchiudersi in un condominio in mezzo al deserto? Cioè non ha nessun senso, capite un po' la follia di quello che sta accadendo? Forse questo è il senso del limite che abbiamo perso. Eh già, perché noi possiamo sopravvivere in un grattacielo in mezzo al deserto, ma magari non vivere nel senso che gli diamo, perché salta tutto, no? Saltano migliaia di anni di evoluzione culturale, di aspettative, di legami. Luca Taddio, il tuo punto di vista. Sì, è vero, il problema dell'accelerazione è un problema fortemente legato al nostro tempo, e qui riprendo alcune osservazioni che ha già fatto Telma. Ci sono state poche rivoluzioni vere nella storia dell'uomo. La prima è stata quella agricola, la seconda quella industriale, e oggi viviamo in una grande rivoluzione che è quella del digitale. Per la prima volta, prima dicevo che noi ci siamo adattati attraverso la tecnologia, manipolando le cose e l'ambiente attorno a noi, grazie alla tecnica. L'uomo è un animale tecnico, quindi noi abbiamo utilizzato la tecnica per manipolare l'ambiente attorno a noi, per renderlo più adatto alla nostra sopravvivenza. Per la prima volta nella storia dell'umanità, oggi ci stiamo adattando invece a un ambiente ibrido, analogico e digitale. Ma perché c'è un problema di accelerazione strettamente legato alla tecnologia? La tecnologia è uno strumento nelle nostre mani che da sempre ci accompagna, da sempre accompagna l'uomo. Pensate, qui riprendo una tripartizione delineata, semplificando un po' da Floridi. Lo strumento tecnico è uno strumento nelle nostre mani. Pensate ad esempio alla falce. La falce ci consente di manipolare l'ambiente attorno a noi, e riusciamo a fare attraverso uno strumento tecnico quello che sarebbe difficile fare con le nostre mani, o comunque è un incremento di potenza. Ora, la falce prima di tutto è una lama. Una lama taglia quello che prima noi potevamo fare con le unghie o con i denti. Quindi la tecnologia è una progressiva esteriorizzazione del nostro corpo. Ma questa è la tecnologia come la chiama Floridi, di primo livello, quindi uno strumento che sta tra noi e il mondo. I miei occhiali mi servono per vedere, altrimenti non potrei vedere. È uno strumento quindi fra noi e il mondo, nel senso che ho delineato prima. Tecnologia di secondo livello è quando uno strumento viene applicato a un altro strumento tecnico, pensate a un cacciavite, nuovo incremento di potenza. Uno strumento tecnico, uno strumento tecnologico che opera attraverso un altro strumento. Ma oggi, qui veramente poi chiudo il ragionamento, viviamo in un mondo dove la tecnologia non è più solo questo, perché attraverso la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, i computer, l'intelligenza artificiale, tutta la tecnologia che fa parte del mondo digitale, c'è uno scambio, una produzione di nuova informazione che non avviene più unicamente attraverso l'intermediazione della nostra soggettività, dell'umano, ma avviene e possiamo produrre nuova conoscenza attraverso uno scambio di informazioni tra le macchine. Allora il ritmo diventa quello della macchina. Noi stiamo quindi creando un grande apparato tecnico-scientifico, un mondo, quindi un sistema coerente a cui noi dovremmo adattarci, ibridando anche noi stessi alla tecnologia, perché sempre di più la tecnologia non è qualcosa che sta unicamente fuori di noi, ma comincia sempre di più ad essere qualcosa che sta anche dentro di noi. E da qui il problema dell'accelerazione, perché come diceva prima Telmo, noi abbiamo bisogno di un certo tempo per
comprendere e adattarci alla tecnologia. Se il ritmo non è più quello dell'umano ma quello della macchina, ecco che siamo dinanzi a un grande problema di adattamento. Ecco, la tecnologia in questo momento sta in qualche modo dando una marcia in più, possiamo dire, almeno vorrebbe dare una marcia in più alla nostra intelligenza, no? Però ne parlavamo ieri, cosa ci ha reso umani? Sicuramente l'intelligenza, dicevamo condizione necessaria ma non sufficiente, perché ci vuole un'altra cosa, e quell'altra cosa è la socialità, la capacità di stare insieme. E qui, Telmo, questo è il tuo cavallo di battaglia. Sì, ed è anche qui è una, come dire, è una straordinaria capacità ambivalente. La socialità umana è stata il nostro segreto delle nostre migrazioni, del nostro successo. Provate voi, prendete i nostri cugini più stretti di scimpanzé e poi metteteli dentro il vagone di una metropolitana e vedrete cosa succede. Non riescono a stare insieme, non riescono a stare insieme in uno spazio irregimentato, dandosi delle regole di convivenza, soprattutto se non sono strettamente imparentati. Noi invece siamo capaci, pur con tutte le notizie che sentiamo di intolleranza, di problemi, di criminalità o di quant'altro, ma milioni di persone stanno estranee, vivono nelle città. Questo è un miracolo dal punto di vista evolutivo. Pochissimi animali sono capaci di fare una cosa del genere e se lo fanno da termitaio, cioè lo fanno comunque rinunciando a tantissimi spazi di libertà. Come diceva Primo Levi, no? Il termitaio è una grandissima invenzione di socialità, ma perdi la tua libertà e quindi non ci voglio stare in un formicaio o in un termitaio. Aveva perfettamente ragione. Quindi che milioni di individui, mantenendo la loro libertà, singolarità, coscienza e indipendenza, siano capaci di stare insieme è qualcosa di meraviglioso. Però anche qui c'è un elemento preoccupante che già aveva individuato Darwin. Cioè Darwin diceva, è vero, noi oggi siamo capaci di stare in grandi, a Londra, no? Nella sua Londra, siamo capaci di stare in milioni di persone insieme. E il mondo sta insieme, diceva, grazie a milioni di atti di gentilezza quotidiani. Però c'è sempre il tribalismo sotto che spinge, diceva. Perché? Perché la socialità umana viene da una lunga storia invece in cui eravamo in piccoli gruppi. E questa cosa rimane un po' come retaggio, diceva lui, cioè il piccolo noi, il fatto che tutto sommato ci piace rifugiarci anche nelle città. Io per esempio amo tantissimo New York, ci ho abitato tanto. New York, se la conoscete bene, è fatta di tanti piccoli villaggi, è fatta di tante piccole comunità. Io sono finito dentro la comunità laotiana l'ultima volta e ho imparato a conoscere quei 4 corner, quei 4 blocks che erano tutti loro, no? Con le loro regole, devi starci dentro, devi imparare. Quindi cioè, lo dico perché in fondo il cervello umano cerca sempre di tornare a quella dimensione più sostenibile, no? Nel mondo digitale si parla di tribù digitali, cioè di piccole comunità di persone che la pensano tutte come te, ti fanno sentire al sicuro e quello della bolla accanto è un diverso da te, è un altro da noi. Ecco, questo è un po' il pericolo che è continuamente insito nella socialità umana, anche nelle grandi città, cioè va fatta manutenzione perché non ci viene costantemente naturale come se fosse una sorta di istinto animale. Darwin, nell'origine dell'uomo, dice una cosa bellissima a un certo punto, dice tra tante generazioni impareranno gli umani, grazie alla loro immaginazione, alla loro capacità simboliche, a concepire un grande noi. Capiranno che il noi deve essere la specie umana, per esempio, no? La coscienza di specie, darsi delle leggi che valgano per tutti gli esseri umani. E poi dice anche una cosa bellissima, il massimo sarà quando gli esseri umani capiranno che il noi è tutti gli esseri umani e tutte le creature viventi su questo pianeta. Lì sarà bellissimo e gli esseri umani avranno raggiunto un grande livello di civiltà. Poi si ferma, mette un punto e dice, sì, sarebbe bello, però secondo me anche quando arriverete lì, ci sarà sempre un capopopolo pronto a cavalcare il tribalismo che cova sotto la cenere, a farlo tornare fuori e a far tornare fuori i conflitti tribali. E visto quello che sta succedendo oggi, non è che avesse poi così tanto torto. No, direi che aveva assolutamente ragione, ma torniamo all'idea un pochino più confortante, diciamo, del fatto che noi siamo capaci di stare insieme in milioni di persone, quindi stando insieme in milioni di persone abbiamo un sacco di aspetti positivi perché ci scambiamo stimoli, ci scambiamo idee, abbiamo la possibilità di crescere tutti insieme, però contemporaneamente vogliamo anche un pochino i nostri spazi, no? Siamo molto sociali, però ogni tanto meno. Allora, Elena Granata, stiamo facendo la cosa giusta? Stiamo creando delle città che ci consentono di stare tutti insieme collegati, però anche no, quando non vogliamo? Ma allora io vedo, riprendendo le parole di Telmo, 2 capipopoli.
che dovrebbero preoccuparci, che ci preoccupano, che sono l'inconsapevolezza che ogni città è un ecosistema irriproducibile. Giorgio La Pira diceva nel 1950: non si bombardano le città, perché quando tu hai fatto tabula rasa di una città, quella città non ci sarà mai più nella storia come organismo, come cultura, come fatto appunto spirituale, culturale, è irriproducibile. Tant'è vero che tante volte nella storia qualche come dire, popolo ha voluto riprodurre le città italiane comprandole. Pensate, c'è stato un tempo in cui la Cina o l'America voleva riprodurre a Las Vegas la piccola Venezia piuttosto che in Cina, ma il fatto urbano è irriproducibile. Allora io oggi vorrei dire con forza: non si bombardano le città, perché, come dire, C'è un termine che è urbanicidio, no? C'è un termine che è urbanicidio, e c'è un termine che ho clonato per riuscire a raccontare quello che sta succedendo in questi tempi, che è urbanoclastia, cioè l'insofferenza per una forma urbana, pensate alla Palestina, di cui dobbiamo rimuovere, e questa è la volontà politica, rimuovere completamente le fattezze, le modalità, l'urbanità, per sovrascriverla con un immaginario che è quello del resort, dell'hotel di lusso, della riviera per altospendenti. Ecco, io penso che questo sia lo sceno dei nostri tempi, ma più modestamente nelle nostre città è in corso un processo che svilisce l'idea di urbanità. Quando un certo capitalismo sfrutta le città come se fossero delle piattaforme estrattive da cui tirar fuori valori, rendita, capitali, ricchezza ai danni dell'abitare, oggi è quello che sta succedendo nelle nostre città, dove il turista viene preferito allo studente e quindi lo studente non trova casa, allo studente alla famiglia viene preferita lo studente e il turista, e oggi c'è una questione abitativa, un disagio abitativo che noi riconosciamo da Roma a Napoli, alle città più sperdute d'Italia, perché c'è in corso, un'espropriazione del tema dell'abitare. Allora, oggi noi abbiamo davvero tanti rischi che mettono in discussione una cosa elementare: l'idea che la città, prima ancora che il luogo che deve dal punto di vista finanziario produrre soldi coi soldi, è il luogo nel quale noi dobbiamo vivere insieme. Di chi è la città? La città è degli abitanti, Venezia è dei veneziani, Firenze dei fiorentini, o oggi è sempre più, la città che resta in balia di chi se la vuole comprare? Ecco, io penso che oggi le città sono fortemente minacciate perché questo tardo capitalismo le vede come l'ultimo luogo di saccheggio e di rendita. Lì dobbiamo vigilare fortemente dal punto di vista culturale. E poi culturalmente ci sono delle transizioni. Allora io quest'estate, sempre cercando di capire cosa succede al concetto di città, sono andata a vedere due città emblematiche del grande sviluppo, che sono Dubai e Bangkok, no? Dubai e Bangkok sono città in cui l'ambiente esterno è stato reso praticamente invivibile, e quindi in particolare a Bangkok mi ricordo una sera in un centro commerciale condizionato, mentre fuori faceva un caldo pazzesco, con la luce da sala operatoria, i corridoi quasi deserti, i negozi ancora aperti ai lati e le coppie che passeggiavano lungo questi corridoi. Quindi siamo passati da un'epoca in cui ci vedevamo intorno al fuoco alla fine di una giornata di caccia e raccolta e ci scambiavamo delle esperienze, delle idee, facevamo anche fatica ad andare d'accordo, a un'epoca in cui ce ne andiamo da soli di notte dentro un centro commerciale condizionato con le luci da sala operatoria. L'evoluzionista che pensa? Sono preoccupato, ma a parte che succede anche in Italia, immagino saprai, io vivo in una città, Bergamo, che è dominata da un enorme centro commerciale che sta davanti al più grande aeroporto di voli low cost, quindi il più grande aeroporto impattante sull'ambiente che ci sia in Italia, perché
c'è un sacco di gente che prende un volo, no? Forse l'abbiamo fatto tutti noi, per andare a fare 2 giorni di shopping a Londra, a Berlino o a Manchester, bene così, poi scendono, vanno in questo enorme centro commerciale, quando ci sono le ondate di calore, è già successo negli ultimi anni, soprattutto nel 2023, ma anche dopo, le parrocchie portano gli anziani a fare un giro al centro commerciale, perché è l'unico momento in cui possono stare 2 o 3 ore a respirare aria fresca nei momenti in cui è insopportabile, al centro commerciale. Poi fanno la preghiera, c'è la cappella, fanno un giro nei negozi e poi quando verso sera sale il fresco, un pochino, li riportano a casa. Cioè, capito? Viviamo in un mondo Perché pazzesco. da voi sale il fresco, c'è un parte Sì, del pianeta in cui il fresco non sale mai. non sale mai. Esatto, come a Dubai. Però quando mi chiedi questa cosa, io per esempio quest'estate sono stato un mese in Madagascar invece, dove sono stato per dei reportage, per il Corriere della Sera, e ho avuto questa esperienza straniante dopo un mese in uno dei paesi più poveri al mondo, dove nel sud del paese i bambini ti chiedono l'acqua, non soltanto le caramelle e i regali, perché non hanno da bere. Mi hanno portato, forse per farci un favore come europei, l'ultimo giorno prima di prendere l'aereo nell'unico centro commerciale di Antananarivo, che è la capitale del Madagascar, e siamo entrati in questo centro commerciale pressoché deserto, dove i pochissimi ricchi del Madagascar vanno a comprare le cose, e ho sentito un senso di disagio, tra l'altro anche nei miei figli, che normalmente vanno in un centro commerciale in Italia. Dopo un mese in Madagascar sono andati e hanno detto: dai papà, andiamo, che non c'è niente da comprare, non abbiamo bisogno di niente. Ecco, non abbiamo bisogno di niente, e ce ne siamo usciti con un senso di vergogna per l'inutilità di quello che comprano e che compriamo, no, rispetto a tutto quello che avevano visto per un mese. E non lo dico per retorica, lo dico perché il centro commerciale è qualcosa a cui non tutti possono accedere, naturalmente. Pensare come ha detto la Le Pen in Francia, che con le ondate di calore, che nega il riscaldamento climatico, lo risolviamo con più aria condizionata, è la tipica risposta dello scorpione che punge la rana e poi muore, perché più aria condizionata vuol dire un consumo pazzesco, e poi non è che il calore, in base alle leggi della termodinamica, non è che il calore sparisce, viene sputato fuori da qualche altra parte, no? Quindi se lo becca qualcun altro per strada, tutto il calore che sputi fuori da quel contenitore, e quindi è qualcosa di profondamente insostenibile. E poi quello che ho contestato al mio amico sacerdote, che ha portato i suoi vecchietti al centro commerciale, li hai portati però in un luogo di consumo, li hai portati in un luogo votato al consumo inutile, quindi è una cosa molto ambivalente, lui lo sa benissimo, però capite in che situazione siamo? E tutto ciò, ma questo Elena Granata è molto più esperta di me, quando ci sono università come la sua e altre che ci fanno vedere che, per esempio, se in città dove le ondate di calore aumenteranno sempre di più, e ce lo dobbiamo dire e non illuderci che siccome siamo qua a discutere se fare o meno la transizione, se c'è o meno riscaldamento climatico, intanto le leggi della fisica continuano a fare il loro mestiere, quindi le ondate di calore aumenteranno sempre di più, e questa cosa antipatica bisogna dirsela tutte le volte. L'anno prossimo sarà peggio, e l'anno dopo sarà ancora peggio, e questo lo sappiamo già, i politici non ve lo dicono, ma sarà così. E allora, se sarà peggio, bisogna prepararsi e avere una mentalità diversa. Per esempio, le università studiano il fatto che se nelle città noi depavimentiamo, cioè tiriamo via il cemento, tiriamo via l'asfalto e riforestiamo, l'ultimo dato che ho visto è pazzesco in un paper, la temperatura percepita dai bambini e dagli anziani che passano in quel quartiere dove è stata fatta la depavimentazione diminuisce di 10 gradi durante le ondate di calore. 10 gradi vuol dire che possiamo fare star meglio le persone togliendo asfalto e cemento. È un tabù, non si può neanche dire, ma è esattamente quello che dovremmo fare. Sì, anche perché appunto io ho cercato di capire quanto sarebbe più fresca Dubai, che è invivibile all'esterno, se non ci fosse Dubai, e sarebbero almeno 5 gradi di meno. E questo fa la differenza tra poter vivere e uscire a vedere le stelle o dover stare chiusi in un posto ricreato artificialmente. Quindi la tecnologia ci aiuta, oppure dobbiamo fare ricorso a qualcos'altro, per esempio alla nostra capacità di ritrovare legami in luoghi possibilmente diversi da un centro commerciale, ma comunque vivibili. Ma sai, riprendo il concetto che ho cercato di esporre, seppur brevemente all'inizio. L'arte, quindi anche l'architettura, quindi le città del passato, sono il modo in cui un determinato popolo
la storia ha dato forma ai problemi del proprio tempo. Se noi guardiamo alla polis greca, nella polis greca noi ritroviamo l'armonia del tutto, quindi una città per i greci era ben fondata se in armonia con il tutto. Quindi la filosofia nasce come tentativo di fondare un sapere assoluto, incontrovertibile, in perfetta armonia con l'uno tutto. Quindi in una statua, in un tempio, nella città, ritroviamo le stesse misure, gli stessi numeri, gli stessi rapporti, logos, che noi ritroviamo per i greci, dobbiamo ritrovare nel cosmos tutto. Allora sì che viviamo in perfetta armonia. Se abitiamo a partire dal medesimo principio, l'arché, che regola il tutto. Ma, come dire, la metafisica ormai è tramontata da tempo. Le città da voi evocate sono la perfetta espressione del capitalismo contemporaneo, le grandi metropoli. Viviamo in dei sistemi democratici, aperti, dove non rispondono più quindi a una struttura metafisica precisa, e quindi la città non ha più una forma determinata, ma è informe, continuamente in movimento, continuamente in trasformazione. E noi utilizziamo la tecnologia continuamente per cercare di risolvere alcuni problemi, ma questo risolvere alcuni problemi ne crea degli altri. La scommessa è quella di trovare sempre le soluzioni nel momento giusto. Per citare il famoso poeta Hölderlin, quando afferma laddove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva, va bene, però l'importante è non sbagliare i tempi. Esattamente. Allora, visto che però sognare lo possiamo ancora fare, lo possiamo fare tutti, vi chiederei a voi speaker proprio telegrafici. Allora, abbiamo tutti gli stessi bisogni perché siamo tutti esseri umani. Abitiamo in luoghi diversi, che vanno dalla megalopoli orientale di cui parlavamo prima ai piccoli centri urbani, alle aree interne, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di soluzioni che in qualche modo siano personalizzate, però se doveste identificare una cosa che non può mancare in nessun centro urbano, 1 minuto, Telmo. In 1 minuto, allora, partecipazione secondo me, quindi che sia un luogo non di tante solitudini ma un luogo in cui si partecipa, per esempio i festival, i luoghi di partecipazione sono, fateci caso, non avvengono quasi mai in grandi metropoli dispersive, avvengono nei borghi italiani, vengono anche studiarli i festival italiani, perché avvengono in questi contesti? Perché si crea una convivialità, no, del sapere, ci si sposta, si fa vedere una mostra, una conferenza, poi si va a mangiare tutti insieme, questa è un po' la situazione che a me piace molto. Più collegamenti, esatto. E poi direi innovazione, ma qui Elena Granata è più esperta di me. Cioè, prima tu dicevi, tra poco il 70% della popolazione mondiale sarà in città. Questo è un grande problema, ma può tramutarsi anche in una grande opportunità, perché se noi agiamo su quel 70%, la riduzione dell'impatto di tutte quelle persone sarà il 70% dell'impatto. Quindi ripensare le città potrebbe fare veramente la differenza, perché lì ci starà gran parte della popolazione mondiale che deve mangiare, consumare. Quindi se ripensiamo le città e le innoviamo, lì possiamo fare la differenza. Luca. Scusa. Se lui ha detto un bel festival, io potrei dire una bella università come la nostra, ma sì, però qui giochiamo però troppo in casa. Ma vorrei riprendere un altro concetto che prima ha in qualche modo anticipato già Telmo. Noi oggi attraverso la nostra tecnologia siamo in collegamento con centinaia, migliaia di possibili utenti, ma in verità l'uomo, come ha mostrato bene un recente libro di Dunbar, uno psicologo evolutivo, l'uomo da che è uomo viveva in piccoli clan di una decina, quindicina, una trentina al massimo di gruppi. Questi creavano poi delle comunità, dei piccoli villaggi, parliamo di 1 migliaio al massimo di unità. Quindi se anche voi ci pensate in questa grande capacità che ci offre la tecnica di creare dei collegamenti, molte persone si sentono sole, abbiamo tanti amici virtuali, quelli veri sono pochi. Quindi, tornando alle nostre città, alle grandi metropoli, si tratta di cominciare a ripensare il quartiere, le piccole realtà a dimensione d'uomo. Elena Granata?
Che differenza c'è tra mettere un like a un slogan per la Palestina o scendere in piazza insieme ai compagni di scuola, ai colleghi, ai vicini di casa? Cosa ci ha detto? Cosa ci ha detto di noi, non dei palestinesi, di noi, quella marea di persone nelle nostre città? Ci ha detto che noi non siamo soltanto soggetti che aspirano alla connessione digitale, ma abbiamo bisogno di risonanza. La chiama così Helmut Rosa, sociologo tedesco. La risonanza è la capacità di entrare in connessione con gli altri, nello spazio pubblico. È quell'emozione che ti prende quando vedi che non sei solo, ma che siamo capaci di grandi cose insieme. Ecco, io penso che questi giorni ci stanno insegnando la nostalgia più profonda che in queste città abbiamo provato, quello stare ciascuno a casa sua chiedendosi cosa possiamo fare. Ecco, se questa energia, se questa risonanza diventa pensiero politico e azione politica, io penso che le città possano ancora dire molto. E l'altro tema, su questo chiuso, sono i bellissimi diritti che noi stiamo riscoprendo nelle città. Il diritto all'acqua, alla balneabilità dei nostri fiumi, Parigi, Zurigo, dove l'accesso all'acqua non è soltanto l'acqua da bere, ma la balneabilità, perché la natura è qualcosa che deve entrare nel nostro benessere. Il diritto al buio, le nostre città sono sovrailluminate, molti dei tumori femminili e maschili hanno causa anche nell'esposizione a un eccesso di luminosità. Il diritto a vedere, e su questo chiudo, la natura dalla stanza di un ospedale, perché oggi la medicina ci dice che se la tua camera dalla tua camera vedi gli alberi, i tempi di guarigione si accorciano. Questo ci dice tantissimo di noi e di quali città vorremmo abitare, dove siamo in relazione tra di noi, in risonanza con gli altri esseri umani, e questo è il tempo in cui gridarlo, un tempo in cui parliamo di guerra e noi siamo capaci di quell'umano in relazione con gli elementi della natura e lo spazio. Domande dal pubblico. Manine? Non vedo nessuna manina, eccola. Aspetti che arriva un microfono, credo. Non ho sentito l'ultimo Nel pezzo. ripensare le città, trova spazio anche l'arte? La bellezza, l'arte, la natura sono elementi fondamentali, lo dicevamo anche prima, nella città greca si incorporava un certo modello, nella città barocca addirittura la cattura dell'infinito la chiamava Benevolo, cioè nel 1600 abbiamo sognato di catturare l'infinito dentro la forma urbana. Che cosa sono le braccia che accolgono in San Pietro, se non il tentativo di portare Dio nella terra? Allora l'arte, certo, l'arte del nostro tempo, e non sarà più l'arte magnifica del 1600-1700, non sarà più l'impressionismo, è un'arte che oggi si interroga profondamente sulla natura. È Eliasson che riesce a, come dire, utilizzare gli elementi della natura per smuoverci rispetto alla crisi climatica. E l'arte e la bellezza sono l'elemento fondamentale per il quale stiamo insieme. Arte. La risposta è sicuramente sì, almeno fino a quando l'uomo continuerà ad essere Homo sapiens. Ci sono alcune invarianti antropologiche. L'uomo si nutre di senso, l'uomo ha bisogno di senso. Lo vediamo attraverso la dimensione propriamente del sacro, il sacro che sta alla base di tutte le forme religiose. L'uomo prega Dio, gli altri animali non lo fanno, le altre forme di vita non lo fanno. Questo è il modo in cui l'umano, la nostra forma di vita, abita la terra. È l'espressione di senso della nostra forma di vita e non di altre. Quindi il sacro, la razionalità,
per stabilire un certo senso, la razionalità, la filosofia, la scienza, sono ordini di senso, e naturalmente anche il nostro bisogno di esprimere senso è un'invariante antropologica, appunto l'arte. Poi col nuovo orizzonte del postumano, se questo impatto che noi avremo con la tecnologia andrà a mutare così profondamente la nostra forma di vita da mutarla in qualcosa di diverso, forse questa nuova forma di vita potrebbe rispondere a bisogni diversi dai nostri, ma qui la sfida è aperta e non ci sono certezze su questo. Altre domande? Posso? Si sente? Una voce nel buio, sì, si Sì. sente una voce nel buio. Volevo fare una piccola osservazione, perché ho sentito parlare di rivoluzione agraria e anche di rivoluzione industriale, ma ce n'è un'altra che viene spesso ignorata, che è la rivoluzione commerciale, che ha luogo nel Medioevo, dove rinascono, proprio in occasione della quale rinascono le città, e prende vita un'attività urbana particolarmente proficua, perché rinasce il commercio e l'urbanizzazione diventa che cosa? Il luogo della libertà e dell'affrancamento dalla servitù della gleba. Nella stessa città c'è uno scontro fra chi? Fra Dio e denaro. Voglio dire, io sono fiorentino, a Firenze c'è un'esemplificazione perfetta, che è lo scontro fra Savonarola e i Medici. Oggi questo scontro fra Dio e denaro nelle città lo vediamo quotidianamente, voi stessi ne avete citati vari esempi, ma non credo che potrà mai sparire, perché queste due esigenze confliggenti esistono e continueranno a esistere, e l'unica soluzione è gestirlo. E non penso che si potrà eliminare completamente, tanto più che le città sono luoghi di attrazione, ormai tutta l'umanità si sta urbanizzando, e quindi questo scontro fondamentale che esiste secondo me da sempre, da quando è nata la città, continuerà a restare là e dovrà essere gestito in maniera intelligente. Allora, uno scontro di questo tipo è per Elena Granata, credo. Ma allora tocca una delle pagine più belle della nostra storia lunga. Io racconto sempre ai miei studenti che quando crolla l'impero romano nasce la città medievale, che è una città incastellata, chiusa, isolata, dove in mezzo c'è il bosco, tant'è vero che San Francesco deve parlare coi lupi perché ce li ha davanti all'uscio di casa. E poi a un certo punto ci sono 4 attori fondamentali che fanno l'Europa e che abbiamo inventato noi, ha inventato l'Italia prima ancora che dell'Europa e le Americhe. Inventiamo le banche, inventiamo le università, inventiamo i commerci, e che sono questi che si muovono, i commercianti che vanno di città in città, e inventiamo gli artisti che vanno di corte in corte. E sono queste le nostre 4 api impollinatrici che contaminano positivamente l'Europa e portano di città in città i maestri, i commercianti. Vedete com'è tutto unito nella nostra storia. Le banche nascono dai sistemi francescani per affrancarci dalla schiavitù della terra, la libertà del capitale quando inizia, che ci deve liberare. Quando noi pensiamo alle città europee, noi pensiamo a questi 4 attori, i chierici vaganti, sono gli Erasmus di oggi, sono quei ragazzi che andavano in giro nel 1200 per l'Europa cercando dei maestri e parlavano latino perché, questo ce lo spiegano, le lingue neoromanze nascono insieme alle città. Pensate com'è bella la nostra storia e rischiamo di perderla copiando dei modelli massificanti di origine americana che non hanno niente a che fare con la nostra storia, ma noi abbiamo, come dire, questo DNA in cui il muoversi, il movimento, il copiarsi, il portare il romanico e poi arriva il gotico e poi arriva il Rinascimento, ma come arriva? Sulle gambe di queste persone che viaggiavano, e quindi i commerci sono l'anima delle nostre città. Ancora un'ultima domanda. Allora, io sogno una città senza auto, con tanto verde, e anche vorrei ricordarle la città femminista che lei ha scritto, perché sarebbe un discorso che poi vale per tutti. Grazie.
Prego. Non voglio togliere la parola sulla città femminista, che poi io non chiamo proprio così, ma insomma sul ruolo dello sguardo delle donne nella città è curioso, perché le donne non prendono parte alla costruzione della città. Se noi guardiamo la storia delle città, le città non sono state costruite, realizzate, pensate dalle donne. E le donne cosa hanno fatto nel frattempo, in quel tempo in cui hanno dovuto fare altro? Si sono occupati di abitare, di cura, di salute, di educazione, di benessere, di spazi minuti, di spazi pubblici. Hanno scritto più che costruito. Allora, quello che le donne hanno fatto nel frattempo sono state più giardiniere, paesaggiste che ingegnere, costruttrici, è quello che serve al nostro tempo. Thelma Pivani, come evoluzionista, esiste un ruolo femminile o semplicemente si tratta di non soffocare il ruolo delle donne? Ma ha già detto benissimo Elena, non aggiungo nulla, se non che dal punto di vista evolutivo stanno cambiando tante cose anche sulle questioni di genere. Finalmente vi cito soltanto un lavoro che è uscito l'anno scorso, che si intitola Il tempo dei padri, di una grande antropologa californiana, Sarah Hardy, che lavora tanto con Frans de Waal, una grande scuola etologica. È una scoperta serendipitosa, cioè una di quelle scoperte casuali che mi piacciono molto. Lei stava studiando, si è fatta una domanda di ricerca, si è messa a studiare i padri, che purtroppo in Italia pochissimi, ma in altre parti del mondo sono una coorte statistica significativa, che prendono il congedo parentale lungo, quello vero proprio di cura dei loro figli appena nati. E questa antropologa cosa si aspettava di trovare? Si aspettava di trovare in questi uomini accudenti, questi padri accudenti, cambiamenti psicologici, ovviamente, cambiamenti culturali, nelle relazioni familiari, tutto abbastanza prevedibile. E infatti li ha trovati. Però facendo le ricerche fino in fondo ha trovato anche un'altra cosa che ci ha sconvolto, che ci ha completamente sorpreso, cioè questi padri accudenti hanno il loro quadro ormonale biologico completamente cambiato e femminilizzato. Ora, il quadro ormonale, per chi studia l'evoluzione, non è una cosa semplice, cioè è un cambiamento biologico non volontario, ovviamente, non intenzionale, che avviene in questi uomini. Ora, questa cosa ci ha colpito tantissimo, innanzitutto perché è sicuramente un cambiamento epigenetico, quindi che accade perché c'è un cambiamento culturale, un cambiamento nei comportamenti che modifica la biologia degli uomini. Capite che è una cosa importante, cioè vi fa capire quanto è importante il cambiamento culturale e comportamentale, che addirittura ha degli effetti biologici. Ma non solo, ci insegna anche, infatti adesso ci stiamo lavorando, che siccome si è attivato così velocemente, perché si attiva dopo poche settimane, vuol dire che quella competenza maschile di accudimento c'era una volta, c'è sempre stata, era lì, silente, muta, inutilizzata, silenziata da millenni di patriarcato, ed è stato sufficiente cambiare, togliere quel coperchio perché tornasse fuori. E questo ci insegna anche che siate molto diffidenti quando qualcuno vi dice che qualsiasi cosa è scritta nel DNA. Nel DNA non c'è scritto niente. Il DNA io lo studio tutti i giorni, è una molecola, e sopra non c'è scritto né che dobbiamo fare la guerra, né certe distinzioni troppo radicali che sono spesso frutto di pregiudizi culturali che non biologici. Bellissima conclusione. Restate per favore con noi ancora proprio 2 minuti, perché adesso io saluto i nostri ospiti. Grazie davvero, grazie a voi di essere stati con noi. Però grazie. Però insomma questo festival è stata, credo, una serie di incontri anche emozionanti, lo dobbiamo chiudere degnamente, e quindi io vorrei lasciare la parola a 2 persone. Uno è l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Udine, Ivano Marchiol, prego. Grazie a tutti. Io ovviamente vi porto i saluti di tutta l'amministrazione comunale a partire dal sindaco De Toni, e ci tengo a ringraziare ovviamente l'Università di Udine e tutti gli organizzatori per questo bellissimo festival che ci aiuta a ragionare su un tema assolutamente essenziale ed importante. Questo è un festival che l'Università di Udine
ha voluto fare in collaborazione appunto con il Comune per i cittadini di Udine, per i cittadini di tutto il territorio, e oggi è ancora più importante per il tema che affronta, che sappiamo essere il tema delle città. Io ci tengo a ringraziare e accogliere uno degli aspetti che mi ha colpito e mi ha fatto veramente piacere nel discorso inaugurale del nuovo rettore a cui faccio le mie congratulazioni, Montanari, che ha parlato di questo momento con la volontà di non farlo essere qualcosa di straordinario, di estemporaneo, ma un ragionamento che possa magari continuare. E ora io voglio solo fare un piccolo ragionamento, perché davvero ci tengo su tutto quello che ho sentito e che mi ha colpito e interessato molto. Ci sono due dati di fatto che sono usciti. Uno, la sfida più grande che noi esseri umani abbiamo oggi in campo, che è il cambiamento climatico con tutte le conseguenze ambientali, sociali, economiche che porta. E due, un altro dato di fatto, che oggi il 50% degli uomini vivono in città, domani, ma domani, veramente domani, si arriva al 70 all'80%. Questo ha un esito operativo molto concreto: come trasformiamo le città per renderle più vivibili. Questo non lo fa la politica da solo, non lo fa l'università o gli scienziati da solo, non lo fanno i cittadini da soli, lo facciamo insieme. Dunque, un nuovo ringraziamento a questo tipo di occasioni, che devono diventare continuative, perché noi dobbiamo confrontarci quotidianamente sulle azioni di trasformazione della città che facciamo assieme. Si è parlato di depavimentazione, si è parlato di nuovi sistemi di vita in città. Queste cose in città, anche a Udine, le stiamo facendo oggi, ma dobbiamo essere tutti consapevoli di quello che sta succedendo e che devono esitare anche in un cambio di comportamento delle persone, ma per vivere meglio, per rispondere meglio alle urgenze di oggi e di domani. Quindi io ringrazio ancora una volta tutti e spero che ci siano sempre più occasioni di questo tipo per andare verso un cambiamento migliore. Grazie. Anche da parte mia un grandissimo grazie a voi tutti, un grazie all'Università che mi ha concesso ancora una volta l'onore di essere con voi per collegamenti, e come l'inizio del festival lascio la chiusura del festival al magnifico rettore Angelo Montanari. Prego. Grazie, ho questo privilegio, questo onore di chiudere questa esperienza molto bella. Non ho la pretesa di fare una sintesi, perché non è possibile. Voglio solo dire che per noi questa dimensione del rapporto con il territorio, che è una dimensione per la nostra università direi costitutiva, e valorizzazione delle conoscenze, condivisione in un rapporto in realtà bidirezionale. Non è che noi universitari scendiamo in città, ma stabiliamo un rapporto, è qualcosa a cui teniamo molto e che vorremmo sempre più sviluppare. Io, come ho detto all'inizio, trovo il tema di quest'anno veramente bello. Il tema dell'abitare, secondo me, è indovinato, non l'ho tirato fuori io, quindi mi sento anche molto libero di dirlo. Avevo detto all'inizio, per me abitare vuol dire stabilire relazioni umane. La parola relazioni, legami è uscita anche oggi, e aggiungo anche l'università è un luogo di relazioni. Ce ne siamo accorti quando dopo il Covid siamo tornati insieme, c'era un desiderio di relazioni, e questo è quello che noi vorremmo fare, allargandoci anche alla città. Sicuramente continueremo a riflettere su questi temi, andremo avanti. L'idea di che cosa vuol dire essere una città universitaria, per esempio, per me, per noi è un tema su cui la riflessione va sicuramente sviluppata. Volevo fare due sottolineature sulle ragioni di questa nostra attività, la chiamiamo terza missione. Uno, contro le semplificazioni. Viviamo in un mondo in cui spesso tendiamo a semplificare le cose, invece credo che il nostro compito sia anche quello di mostrare la complessità, dove la complessità è un dato di fatto, e quindi dobbiamo essere in grado di affrontarla, di raccontare i diversi aspetti della realtà senza la pretesa di semplificare.
E due, e questo l'avete visto in modo plastico in questo festival, vogliamo mettere insieme diversi punti di vista. Anche quando parliamo dell'abitare, come avete visto, abbiamo fatto incontri su tutti i temi e ciascun incontro ha portato il suo tassello. Questa è una delle bellezze dell'esperienza universitaria come studenti e anche come docenti. Il fatto di avere l'occasione giorno per giorno di confrontarci con i nostri colleghi, con altre persone che portano punti di vista diversi perché hanno punti di vista diversi, esperienze diverse. E questo è quello che noi vorremmo continuare a fare. Chiudo con dei doverosi ringraziamenti. Il primo va a tutti i colleghi, a tutte le persone, a tutti i professori, tutte le persone con le competenze, dicevamo, più diverse che hanno portato il loro contributo, però va anche a tutti i volontari, a tutti i tanti colleghi, le tante persone, membri del personale tecnico-amministrativo, studenti che hanno collaborato. Come sempre uno vede il risultato finale, però vi assicuro che dietro c'è un lavoro volontario di tantissime persone. Senza queste persone, non è una frase fatta, questo tipo di iniziative non potrebbe funzionare. E poi volevo fare, chiudendo, alcuni ringraziamenti individuali. Innanzitutto il primo va a chi mi ha preceduto, al professor Pinton, che è qui in mezzo a noi, che ha pensato questa iniziativa, che appunto trovo estremamente stimolante, per quanto mi riguarda intendo continuare. Va a, non lo vedo più, Agostino Maio, che è stato l'anima di queste giornate, che insomma l'avete visto sempre, in questi 3 giorni era ovunque. Va alla collega Elisabetta Scarton, che non vedo e spero che, ecco, mi dicono che è in fondo, ecco Elisabetta che ha curato l'iniziativa, e ovviamente ringrazio anche Barbara Gallavotti, che è l'anima culturale di questo festival. E adesso chiedo a Elisabetta e a Barbara di venire qua vicino a me, perché se tutto funziona c'è una piccola sorpresa. Grazie Barbara, grazie. Grazie. Direi arrivederci all'anno prossimo. Grazie a tutti voi.